Eccoci con il Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. So esserci già altri sms da parte dei nostri telespettatori, però lasciamo un attimo in stand by perché abbiamo anche altre questioni importanti, insomma, sulle quali dialogare. Vice sindaco, perché diciamo che negli ultimi giorni di fatto è entrato in funzione, è entrato in attività, per così dire, già da ieri. Padova ha un nuovo direttore generale, una figura che insomma anche il sindaco ci ha spiegato nei giorni scorsi, se ne era un po' sentita la necessità, perché ricordiamo che a Padova arriveranno 600 milioni di euro di PNRR, quindi la città, tutto il Veneto per così dire, che ne ha intercettati di più, ovviamente il grosso per il progetto del tram, però ci sono anche altre partite e al di là del PNRR la città è destinata a cambiare e non poco nei prossimi anni con tutta una serie di progettualità. Il nuovo direttore generale avrà il compito di insomma, occuparsi di tutte queste tematiche. Allora andiamo a sentire le sue prime parole dal nuovo direttore generale di Padova e poi le commentiamo in studio. Per me è un onore essere stato chiamato dal sindaco Giordani a ricoprire questo ruolo, nonché una grande sfida professionale. Padova, come è stato giustamente ricordato, è la città del Veneto che ha ricevuto più fondi per il PNRR. Noi vogliamo essere un'amministrazione che sia d'esempio per il resto del territorio nazionale, per il resto d'Italia, nella capacità di spendere bene e spendere tempestivamente queste importanti risorse. Quindi vogliamo dimostrare come la pubblica amministrazione sappia e quindi debba essere efficiente esattamente come il privato, quindi anche sconfessare quei luoghi comuni che parlerebbero di un'inefficienza nella spesa pubblica. No, invece noi vogliamo spendere bene queste risorse e fare vedere come possono essere messe efficacemente e produttivamente al servizio della città e dei cittadini. La sfida più importante è il tram. Certamente, quando il sindaco mi ha chiesto di ricoprire questo importante ruolo di responsabilità, mi ha segnalato alcune criticità e alcuni obiettivi principali da perseguire. Certamente al posto numero 1 c'è il tram, che è una grande infrastruttura a servizio della città e che consentirà a questa di crescere ulteriormente in maniera sostenibile. Lorenzo Minganti, 49 anni, bolognese, e si sente, tra l'altro, e insomma, compito importante che avrà il nuovo direttore generale, ovviamente assieme a tutta l'amministrazione da qui ai prossimi anni. Ovviamente la principale di tutte le partite è evidente perché insomma, lo dimostra anche un po' il fatto che ne parliamo quasi tutte le settimane, è quella del tram. Tra l'altro, lei le avrà viste sicuramente, ma tra qualche minuto le faccio vedere anche qualche altra immagine particolare, perché nei giorni scorsi l'assessore alla mobilità Andrea Ragona era a Strasburgo a visionare insomma, la realizzazione dei nuovi convogli. Sostanzialmente magari mentre parliamo li possiamo anche vedere. Voi l'avete già detto più volte, anche perché non ci sono alternative, insomma ce la farete, arriverete entro i tempi per realizzare entro il 2026 il tram, ecco le immagini, e poi anche ovviamente tutte le altre opere finanziate dal PNRR. Beh sì, intanto il nuovo direttore generale, diciamo, rafforziamo la squadra per grandi obiettivi che ha la città, è stato detto nel servizio. Noi siamo la città in Veneto tra le prime in Italia anche a finanziamenti PNRR e noi vogliamo vincere questa sfida perché in questa fase ci appesantisce molto, ma sono tutti finanziamenti che miglioreranno la qualità della nostra città. Il tram è sicuramente una delle punte di diamante perché da come si muove una città dipende anche la qualità di vita, potersi spostare in modo più veloce, più semplice con il mezzo pubblico rispetto a come facciamo oggi. Pensiamo a quando andiamo in una grande città e ci si muove con i mezzi pubblici con grande facilità. Quello è l'obiettivo. Padova deve guardare agli esempi più importanti e ha tutte le possibilità per farlo. Ai finanziamenti, alle persone, a una città che è splendida e cresce, come dire, sempre di più. Quindi noi porteremo a casa insomma, questo risultato. Ragona è andato a vedere anche dove lo costruiscono, a sfatare anche alcune chiacchiere che, voglio dire, ormai
insomma, rasentano anche il ridicolo sul fatto che compriamo mezzi usati o cose di questo tipo. Questo è un tram, si è visto che è in larga produzione, sempre più città e città importanti lo stanno usando. Ragona oggi in giunta mi raccontava che addirittura a Parigi il tram, l'OR, ha 6 carrozze, quindi è quasi un treno che attraversa, come dire, con numeri ovviamente diversi rispetto anche al bacino d'utenza di Padova, quindi decisamente più grande. Senta, Vice Sindaco, parlavamo appunto di una città che cambia. Da questo punto di vista un progetto importante è quello della nuova questura, che anche simbolicamente sorgerà in un luogo che è stato tristemente famoso a Padova. Stiamo parlando di Via Anelli. Avete fatto la permuta, quindi lo scambio di aree già alcuni anni fa con l'ex caserma Prandina, voi però della nuova questura siete stazione appaltante. Ci aggiorna un pochettino sui lavori, sul progetto della nuova questura di Padova? Questo è uno degli esempi in stazione cui... appaltante, chiedo scusa, lo specifichiamo, certo, per i nostri telespettatori, significa che avete il compito di progettarla e realizzarla, ovviamente sempre interfacciandovi con il Ministero dell'Interno. Sì, anche questo è un episodio che mostra, come dire, la spinta al cambiamento che stiamo dando alla città. Pensiamo a cos'era Via Anelli prima, quando era popolata, poi quando era abbandonata con quegli edifici lasciati là. Oggi diventerà uno dei posti più importanti della città, con gli uffici della nuova questura. Una questura, abbiamo letto sui documenti del Ministero degli Interni, di rilevanza regionale e nazionale. Noi siamo orgogliosamente stazione appaltante, cioè lo Stato si è sentito di poterci affidare la progettazione e la realizzazione dell'edificio, che oggi ammonta ad un investimento di 62 milioni di euro. Era 50.000, il governo Meloni ci ha dato poche settimane fa altre 12 milioni di euro, a testimonianza di come anche il governo, un governo di, come dire, colore diverso, crede agli investimenti che stiamo facendo in città. Guardare queste immagini... Se le ricorda queste immagini? Me lo ricordo, sì, perché io ero presidente del quartiere lì, quindi io sono cresciuto anche da ragazzino in quella, alla Stanga, e quindi per me, diciamo, questa vicenda ha un sapore politico e umano molto, molto particolare. È il riscatto di una parte di città, di una zona che ha vissuto sulla propria pelle una difficoltà di città che all'epoca non sapevano come integrarsi, come dire, crescere insieme, ha prodotto quelle situazioni che hanno anche svilito le proprietà, le case, la vita di tante persone. Sì, ricordiamo, Vice Sindaco, che era questo complesso, se non sbaglio 280 appartamenti, una cosa del genere, era nato inizialmente negli anni 70 come alloggi per gli studenti. Hanno avuto con questa funzione vita breve, poi ben presto, insomma, si è inserito il degrado, che ha portato anche alcuni predecessori vostri, insomma, una vostra amministrazione precedente, poi addirittura a alzare un muro, andare poi a sgomberare l'intero complesso, che è rimasto per molti anni disabitato, finché poi voi siete riusciti ad acquistarli tutti questi appartamenti. Ma molti non ci credevano. Mi ricordo un dibattito in Consiglio Comunale in cui il centrodestra votò contro questa operazione perché diceva che era impossibile. I fatti oggi dimostrano il contrario. Noi dobbiamo credere sul fatto che anche le zone, come dire, che sembrano non avere più un destino, come quella di Via Anelli, possono diventare invece una risorsa per la città. Solo se facciamo questo scatto, questo salto, solo se riusciamo a immaginare a come trasformare in meglio anche una cosa brutta in una cosa che invece diventa una risorsa, noi questa città la cambiamo. E Via Anelli è una delle dimostrazioni in cui è uno dei luoghi che dimostra che la città può cambiare, anzi sta cambiando davvero. Io ho chiesto ai miei uffici, ho preteso, e sarà così, che entro il 30 di giugno uscirà il bando per la progettazione. Questo significa che noi dal 30 di giugno in poi avremo il bando che selezionerà gli studi che progetteranno la nuova questura. Il bando parlerà di 8-9 mesi di tempo per arrivare a progettazione esecutiva e quindi quella definitiva, per poi passare alle fasi di realizzazione. Quando sarà pronta la nuova questura si può già dire o è difficile? Stiamo parlando, allora noi oggi non abbiamo disegni perché ovviamente la progettazione la daremo da fine giugno in poi, però col Ministero e con la questura di Padova abbiamo già fissato alcune caratteristiche. Sarà un edificio di 6 piani e sarà un edificio che avrà 346 uffici
sarà un edificio altamente efficiente dal punto di vista energetico e ospiterà circa 700 addetti, quindi una cosa, come dire, molto importante. Per realizzare un edificio di queste dimensioni io penso che da oggi dovremmo contare un 4-5 anni. Però insomma non è domani ma è dopodomani, insomma 4 anni. 12 anni le palazzine di Vianelli sono rimaste vuote, 12, quindi come dire è durato di più la fase, come dire, di fermo, sembrava non lo so, un'immagine spettrale era. Siamo in chiusura quasi, vice sindaco, però credo che avremo ancora un paio di minuti, non so se riusciamo a leggere ancora 1 o 2 messaggi, insomma, da parte dei nostri telespettatori proprio in chiusura, per poter anche dare spazio ad altre richieste che ci sono giunte dalla città. Brusegana, via Lagrange, marciapiedi dissestati e pericolo soprattutto per gli anziani con i deambulatori. Grazie, lo scrive Elio. Mi interessano molto questo tipo di segnalazioni, perché i marciapiedi sono importanti, soprattutto perché ha difficoltà a camminare, e grazie per la segnalazione, prendo nota, speriamo di arrivare presto anche lì. In chiusura andiamo a leggere un ulteriore messaggio, l'ultimo per questa serata, scusandoci ovviamente con tutti quelli a cui non siamo riusciti a dar parola. Volevo sapere dall'amministrazione comunale come fare per avere un alloggio pubblico. Vi ringrazio, buona serata. Ecco, questo è il tema un po' complesso. Ci sono delle graduatorie, sono graduatorie regionali, il patrimonio che mettiamo a disposizione noi come Padova è sia quello delle case del comune che quelle dell'Ater. Le graduatorie però sono le stesse. Consiglio di rivolgersi all'ufficio casa del Comune di Padova, trova sul sito del Comune di Padova www.padovanet.it tutte le informazioni. Siamo davvero in chiusura, grazie al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi come sempre. Grazie ovviamente a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Dopo di noi torna l'informazione di iReporter con l'edizione serale del nostro telegiornale, a seguire Elena Cognito con TV7 con voi speciale sera. Ovviamente l'appuntamento con il sindaco risponde è per martedì prossimo alle 19:30, sempre qui su TV7 Triveneta. Una buona serata.